Andrea Antonelli, più volte campione italiano di latte art e caffetteria, ci parla della cultura del caffè in Italia. Sì, la cultura del caffè in Italia, sì, grazie. La cultura del caffè in Italia nasce essenzialmente dalla conoscenza del caffè, quindi non confondiamo quello che è l'espresso. Il nostro consumo di espresso è ben che diverso dalla parola caffè. E, noi oggi le stiamo appunto vedendo sotto diverse forme, sotto l'espresso, sotto il cappuccino e il latte art, quindi per divulgare un po' quella che è l'informazione cerchiamo di attraverso delle strategie, attraverso del marketing, attraverso i nostri baristi che sono qua con noi oggi, di riuscire a proporre al cliente qualcosa di innovativo. Qual è la condizione del settore caffetteria e bar in Italia? La condizione in che senso? La condizione di produzione o... Culturale, di conoscenza, di divulgazione? Quindi mi stai dicendo se io dovessi chiedere a un barista che cos'è il caffè, lui mi dice quello che c'è nella tazzina, probabilmente. E devo dire che ultimamente, negli ultimi anni, è molto sentita, anche se c'è ancora una bella fetta di mercato che tende a voler ignorare per forza questo argomento, pensando che fare un caffè significa pigiare un pulsante. Non è così, non è così, c'è la formazione, c'è della cultura, c'è della conoscenza. Come dicevo prima, abbiamo diverse tipologie di caffè, arabica e robusta sono già due, ce ne sono altre altrettante, quindi sapere lavorare, la temperatura di cottura. Quali sono i segreti per essere un buon barman e soprattutto specializzato nel settore caffè? Allora, il barman è l'operatore della miscelazione, del bartending, quindi dei drink. Il barista è l'operatore invece della caffetteria. L'operatore della caffetteria si differenzia perché si chiama barista, anziché barman o bartender, ed è il professionista del caffè, colui che sa che il caffè è una pianta, è il seme di una pianta, e che si può estrarre in espresso, ma si può estrarre anche in altrettanti modi. L'americano per percolazione, filtro, French press, alla turca, per moka. Quindi queste sono le sfumature del caffè. Il barista è l'operatore che dovrebbe conoscere queste tipologie di estrazione. La divulgazione del caffè è riferita soltanto agli operatori professionali o anche a chi se lo fa a casa? No, sicuramente anche chi se lo fa a casa. Ricordiamo nel 1933 quando Bialetti inventò la moka, cercò di distribuirla in Italia divulgando la cultura del caffè. Infatti io credo che in tutte le famiglie a casa abbiamo una moka e siamo partiti un po' da lì, io sono partito da lì, dalla moka. Conoscenza della moka vuol dire conoscenza anche del metallo, quindi conoscenza dell'alluminio, sapere che cosa ci dà l'alluminio, cosa ci rende invece l'acciaio. Quindi sembra una sciocchezza, ma il semplice fare, semplice tra virgolette, fare il caffè estratto con la moka significa avere delle conoscenze basilari su quelli che sono i materiali stessi e anche su quello che è la materia viva, quindi il caffè che è già macinato in tanti casi. C'è differenza tra un caffè a casa e un caffè al bar? Sì, sicuramente c'è una differenza di prodotto, perché il caffè fatto con la moka è un estratto moka, quello che è fatto estratto al bar è un estratto espresso. C'è una differenza di caffeina, c'è una differenza di percezioni tattili, gusto olfattive, ce ne sono una serie infinita. È chiaro che quello del bar, se è fatto espresso, se la manutenzione viene curata sulle attrezzature, dovrebbe essere un gradino superiore per profilo aromatico. Tu che giri l'Italia con le tue manifestazioni, esibizioni, che differenze ci sono nella percezione del settore caffè nord, centro e sud? Beh, sicuramente a nord si predilige un consumo di arabica maggiore, come si diceva prima, arabica robusta. Al centro Italia è un 50-50 già, mentre al sud si predilige comunque una prevalenza di robusta. Non per questo buona qualità e cattiva qualità. È un gusto che viene dettato un po' dalle mode, dagli usi dei costumi della zona stessa, quindi anche la diceria un po' così da sfatare dello zucchero, che si dice che lo zucchero deve restare sulla crema dell'espresso, altrimenti non è buono. Sono un po' di specchietti, ecco, andrebbero un po' eliminati questi miti, perché non è tutto vero, ecco, insomma. E sicuramente il gusto al sud è un po' più sul caffè ristretto e quindi si pensa che sia più concentrato, anziché il contrario, perché è un sottoestratto il ristretto e quindi è solamente frutto di una sottoestrazione, quindi è più anacquato, mentre il caffè lungo, solitamente che si beve al nord perché si pensa che sia più leggero, è più pesante perché è più ricco di sostanze che si sono estratte oltre i 30 secondi e che non dovevano essere estratte. Comunque in tutti e due i casi sbagliamo a pensare. Per fare il barista lo può fare chiunque o ci vuole una preparazione specifica? Credo che ci sia una dote
innata, nel senso che ci vuole molta passione innanzitutto, e la passione non si può comprare, non si può imparare, però magari si può cercare di trasferirla a qualcun altro, e poi questo barista o questo avventore è sempre libero di scegliere un attimino se percorrere la strada o se abbandonarla e scegliere dell'altro. Io prima di arrivare a diventare un barista ho percorso una strada come tanti altri professionisti, che è quella del bartending, e poi ho fatto qualche corso, diciamo, di sommellerie, e poi sono passato alla strada della caffetteria perché ho capito che era quella che poteva assomigliare di più al mio carattere. Chi volesse investire nella formazione per la propria attività commerciale ne ha un vantaggio, ne ha un ritorno o è solo per passione? No, solo per passione no, perché comunque credo che ci sia da dire questo: la formazione non è vendita, quindi quando parlo di formazione parlo di cultura, no? Io non vendo nessun prodotto in questo caso, faccio formazione, faccio cultura. È chiaro che il ritorno ce l'ho se poi torno a casa e metto in pratica quello che ho imparato al corso. Se poi torno a casa e vado avanti ad operare, diciamo, in maniera approssimativa o al mio modo, è chiaro che gli interessi vengono meno. Ci dai la tua opinione su questa manifestazione? Sì, è una bella cosa perché ha messo insieme più aziende, è una cosa difficile da fare, ha messo insieme più aziende, queste aziende non si stanno confrontando ma stanno un po' trasmettendo a loro modo di vedere, e anche in base alle diverse regioni d'Italia, perché vedo che non c'è solo la Sicilia presente, usi e costumi e modi di agire, e questo sicuramente è una comunicazione, un aumento della comunicazione, e sicuramente porta dei benefici. Grazie. Prego, saluto tutti.